bravata di un trentenne a Treviso, si aggrappa su una tubatura esterna e la rompe. Maxi fuga di gas in centro, evacuati un palazzo, negozi della sede della Camera di Commercio. Il responsabile sarebbe un frequentatore dei giardinetti di Sant'Andrea, già noto alle forze dell'ordine. Per i vigili del fuoco è stata una tragedia sfiorata, sarebbe bastato un semplice innesco per causare un disastro. L'ira del sindaco, l'incredibile gesto di un deficiente. Il numero 1 della Camera di Commercio, zona da riqualificare. Poco pesce nostrano e prezzi lievitati alle stelle. Lo sciopero dei pescatori contro il caro gasolio fa vedere i suoi effetti tra i banchi della pescheria di Treviso e nei ristoranti. A Belluno per il tour elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini incrocia l'europarlamentare dissidente trevigiano D'Arè. Non ci sono tensioni, dice, ribadisce la sua linea sulla Russia. Una donna e il compagno rinviati a giudizio con l'accusa di aver maltrattato a più riprese la figlia di lei di appena 3 anni. L'indagine è scattata nell'agosto di 2 anni fa. Attesa per il rientro in Italia della salma di Paolo Giusto, tra i fondatori della Polisportiva Mogliano, storico allenatore di volley femminile. Fatale un viaggio in moto negli Stati Uniti, si sta già pensando a un memorial in suo omaggio. Tutto pronto per la Corri Treviso di questa sera, il via alle 20:30 e domani sempre il centro di Treviso sarà protagonista per la prima volta di una gara nazionale di orienteering. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la cronaca, l'abbiamo raccontato praticamente in presa diretta questa mattina nel corso della nostra prima edizione con Lucio Zanato. Parliamo degli attimi di paura vissuti poco dopo mezzogiorno in pieno centro a Treviso, un tubo del gas che cede e decine di metri cubi di metano che si riversano lungo via Toniolo e sui palazzoni circostanti, a causare il tutto un gesto davvero sconsiderato. Un perdigiorno che si aggrappa per gioco a un tubo del gas, condotta che cede e che riversa decine di metri cubi di metano sulle abitazioni lungo tutto via Toniolo. Tragedia sfiorata poco dopo mezzogiorno di oggi nel cuore di Treviso, con i residenti ancora frastornati. Vado in sala, avevo lasciato le finestre per cambiare aria e sento una puzza e dico: ma che strano, cos'è questa roba qua? Dopo siamo usciti, scendendo le scale, arrivati giù da basso, si sentiva tutto. Poi nel frattempo qualcuno di là si è accorto e si sentiva di più, hanno detto che hanno chiamato i vigili e adesso siamo qui che stiamo aspettando di capire se ci lasciano ritornare in casa. Oltre una cinquantina i cittadini fatti evacuare in tutta fretta dai vigili del fuoco, che intervengono in pochissimi minuti dalla telefonata della proprietaria di questo locale, che scappa lasciando tutto così. Infatti dalla densità del metano presente sarebbe bastata anche solo la scintilla di quest'auto in carica a far esplodere tutto. Una fuga di gas di queste proporzioni poteva avere delle conseguenze abbastanza gravi. L'intervento nostro, con l'intercettazione immediata della perdita e l'evacuazione parziale dello stabile, dei negozi ai piani terra, sicuramente ha contribuito ad evitare che le cose andassero per il peggio. Senta, inevitabile il ricordo della butangas? Eh sì, cioè, quando sentiamo che ci chiamano per fuga gas, alla mente ritornano sempre quegli episodi. Oltre alle abitazioni, i pompieri hanno fatto sgomberare immediatamente tutta la Camera di Commercio, tra lo sbigottimento e l'incredulità dei dipendenti. Non dipende da noi. Non dipende. No, so, ma voi siete vi hanno fatto tutti quanti con le Camere di Commercio? I vigili del fuoco ci hanno fatto evacuare. Non avevate sentito odore di gas voi? Abbiamo ricevuto da chi di nostro dovere l'ordine di evacuazione. Cittadini ancora increduli anche un'ora dopo, al momento del rientro dopo lo scampato pericolo. Sì, bene, grazie a Dio abbiamo un efficiente servizio, ci ha bloccato immediatamente, quindi grazie a loro. Come vi siete accorti sono arrivati i pompieri, insomma? Sì, guardi, noi siamo usciti stavo uscendo da una stanza per andare nell'anticamera, mi sono sentito un odore incredibile di gas, ho detto a lui, ma c'è l'odore di gas fortissimo. Poi siamo venuti giù perché dovevamo andare a fare la spesa, come abbiamo aperto la porta lì, un odore qui nella via, proprio, allora lì abbiamo capito, poi loro erano subito presenti, ci hanno detto bloccato tutto e via. Nessuno però vuole commentare il gesto sconsiderato che ha causato tutto, mentre il tubo sta ancora lì con le impronte dell'autore bene in vista. Sui 30 anni, assiduo frequentatore di giardinetti, pare già noto alle forze dell'ordine, si è letteralmente appeso alla condotta per poi darsi alla fuga una volta causato il danno. Ad inchiodarlo alle sue responsabilità le immagini di questa telecamera già nel fascicolo aperto dalla procura, che ha disposto anche il sequestro del tubo e la perizia sulle impronte digitali. Un atto assurdo e pericolosissimo, commentato molto aspramente dal sindaco Mario Conte, intervenuto subito sul luogo. Dal presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, la volontà di far partire al più presto il progetto di riqualificazione dell'area.
Questo tipo di bravata poteva succedere dappertutto perché si sono appesi a un tubo del gas esterno, che è un tubo che è qui da decenni e non è mai successo, quindi io non andrei a identificare nei giardinetti di Sant'Andrea il problema, andrei a identificare nella deficienza di una persona che, annoiato dalla vita, pensa un giorno di appendersi al tubo del gas. L'ha fatto qui ai giardinetti di Sant'Andrea, poteva farlo a casa sua, poteva farlo a casa mia, poteva farlo in qualsiasi altro luogo, resta il fatto che questo è un deficiente. Arriva visibilmente contrariato il sindaco Mario Conte non appena appresa la notizia della fuga di gas causata da un trentenne abituale frequentatore dei giardinetti di Sant'Andrea. Un gesto inconsulto che poteva costare veramente caro, considerate le decine di metri cubi di metano fuoriuscite dalla condotta principale prima che i pompieri chiudessero la valvola di sicurezza. Parto ringraziando i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno tempestivamente e in modo molto attento messo in sicurezza l'area. È stato staccato un tubo del gas perché qualcuno, forse nell'imitare Tarzan o non sappiamo, adesso stiamo analizzando le videocamere di sorveglianza, non so cosa gli sia saltato in mente. Chiamarla bravata è davvero riduttivo, questo è un atto vandalico e rischiava di diventare una tragedia, quindi abbiamo davvero rischiato tanto. Ora chi ha compiuto questo gesto se ne assumerà le responsabilità e pagherà anche i danni dell'evacuazione della Camera di Commercio, l'evacuazione di questo condominio, della banca e anche un procurato allarme non da poco perché abbiamo davvero rischiato tantissimo. Che l'area sia ricettacolo di perdigiorno lo testimoniano le centinaia di scritte presenti su tutti i muri, tra l'altro decisamente uno spettacolo poco eclatante per una città che punta al turismo. Quest'area è un'area strategica perché da lì, da Piazza Borsa, si va in centro, si va in Riviera e in questi giorni vediamo ci sono tanti turisti. Avevo anche una delegazione delle Camere di Commercio italiane che mi hanno fatto i complimenti per la bellezza della nostra città, come è tenuta, e queste situazioni non fanno onore sicuramente ai trevigiani. Presidente che sottolinea il reato di interruzione di pubblico servizio tra gli altri pendenti sull'autore del gesto per un'area che non può più accettare certe presenze. Questa situazione non può continuare così, ne avevo parlato poche ore prima sia con il sindaco che con il questore che mi hanno assicurato il loro intervento. Io credo che nelle prossime ore le autorità prenderanno dei provvedimenti. Accanto all'ordine pubblico Pozza però si impegna anche sul versante del rilancio architettonico di tutta la zona. Tra non molto dovrebbe partire anche la riqualificazione di tutta quest'area e io mi auguro che i provvedimenti che si prenderanno metteranno anche in sicurezza gli investimenti che faremo. Torneremo alla cronaca fra poco, prima però la politica, il tour elettorale in Veneto del leader della Lega Matteo Salvini, prima a Verona questa mattina, poi nel pomeriggio a Belluno e in questi minuti a Padova. Proprio a Belluno Salvini è tornato a parlare di Russia e pace in Ucraina, ma anche dei dissidi interni alla Lega che vedono protagonista pure l'europarlamentare trevigiano, lo sappiamo, Gian Antonio D'Arè, tra l'altro oggi pure lui a Belluno. Ecco dunque Salvini intervistato a Belluno da Tiziana Bolognani. Le scintille le lascio a voi giornalisti, io lavoro per la pace, a testa alta, con orgoglio, con trasparenza. Adesso lo spread arriva a 210 punti rispetto alla Germania, la benzina, se non ci fossero gli sconti voluti dalla Lega al governo, sarebbe 2,5 € al litro. La luce e il gas sono alle stelle, l'inflazione per fare la spesa fra pane, frutta, verdura, carne, latte è alle stelle, fermare la guerra è un dovere. A Belluno, a sostegno del candidato di centrodestra, il leader della Lega tenta di serrare le file di un partito che accumula mal di pancia. Lo fa ribadendo la linea sulla Russia e la volontà di incontrare Putin e negando di fatto le tensioni, perlomeno quelle interne. Anche il richiamo del ministro Giorgetti. Siamo in assoluta e totale sintonia. D'altronde, se ci sono due persone che litigano, se ci sono due paesi in guerra, a chi chiedi di smettere di litigare e di fare la guerra? A chi sta litigando? La Russia è quella che ha cominciato tutto, è quella che ha aggredito, sì. E quindi a chi bisogna chiedere il cessate il fuoco e di deporre le armi? Alla Russia. Diciamo che probabilmente se avessimo un ministro degli esteri autorevole, in grado di parlare con tutti, io mi dedicherei solo a Belluno. Evidentemente se all'Italia manca qualche pezzetto, portare parole di pace penso che sia sacrosanto. L'attacco quindi è in particolare ai 5 Stelle, mentre sull'Election Day del 12 giugno, che favorirebbe l'astensionismo perché in una sola giornata il bersaglio è il Partito Democratico. È stata una precisa strategia dei Dem, le parole di Salvini. All'ombra delle Dolomiti però prevale la pax elettorale all'interno del carroccio. La dimostrazione plastica. Presente Luca Zaia che in mattinata al Salone Nautico ha incontrato il ministro Giancarlo Giorgetti, l'anima governativa
modernista del partito. E non è passata inosservata sempre a Belluno nemmeno la presenza di Gian Antonio D'Arè, europarlamentare simbolo della Lega Trevigiana, sottoposto a procedimento per le critiche aperte al leader in materia di vaccini, tornato alla carica in questi giorni anche sulla questione russa. Salvini rischia l'incidente diplomatico, serve più cautela, le sue parole che certo non hanno rasserenato il clima, tant'è a Belluno si sorride ai flash, i conti pare di capire si faranno dopo le elezioni. La situazione non è che vi sta scappando di mano? Ma oggi, questo pomeriggio, siamo qua per una condivisione di un candidato che è Oscar De Pellegrini. Pensiamo a lui, a farlo vincere, perché Belluno merita un cambiamento. Per il resto tutto si aggiusta. E a proposito di Russia, gli effetti, il caro gasolio, il poco pesce nostrano, i prezzi lievitati alle stelle con lo sciopero dei pescatori contro appunto il caro gasolio, che fa vedere i suoi effetti tra i banchi della pescheria di Treviso e anche nei ristoranti. Va a dire tutto lo sciopero dei pescatori, perché i pescatori se non pescano, quindi c'è penuria. Non abbiamo niente. Pescatori dell'Alto Adriatico in sciopero contro il caro gasolio, barche ferme, gli effetti sui banchi del mercato del pesce si vedono. Il pescato nostrano è quasi sparito e quel poco che c'è è molto caro. Le moecche stamattina sono a 80 euro e poi il pranzino a 120, poi i pescatori giocano anche su queste cose qua, ma adesso il gasolio qua aumentano, poi vanno giù, però è un disastro perché ci stanno ammazzando. Tutto pesce che viene dalla Francia, roba nostrana, ormai sta morendo tutto, ce n'è, ma però costa una cifra. È cresciuto qualcosa, il perché è dovuto allo sciopero dei pescatori, perché non riescono a mettersi d'accordo con il governo per il costo del gasolio. È ovvio che non uscendo le barche il pesce c'è meno, per fortuna che ci salva è il pesce che viene da fuori, dall'estero. Dalla pescheria ai ristoranti la situazione non cambia, venerdì pesce, ma non proprio per tutti. Questo sicuramente, perché il pescato costa, oltretutto sono 2 settimane che le barche sono in sciopero, tra parentesi, col caro benzina, caro carburanti, tutta questa roba, e il pesce costa. O vai sul congelato, ma anche quello lì, quello di qualità, costa anche quello, c'è poco da fare. Oltretutto le piccole vanno fuori e quello che pescano il prezzo lievita spaventosamente. E così tra i banchi dell'isola della pescheria di Treviso c'è chi guarda e poi rinuncia, chi si orienta sui cosiddetti pesci poveri come le sarde, che poi a 8 euro al chilo tanto poveri non lo sono più. Più convenienti perché costano 8 euro, a casa mia costano 50 centesimi, non so perché qua. Ho preso dei calamari da fare ai ferri, semplice, è un pesce proprio qua di zona. Forse le marinerie venete, dopo la protesta di venerdì scorso e la seconda settimana di sciopero, torneranno in mare lunedì prossimo, anche se l'enorme problema del caro carburante non è ancora risolto. Un altro tema caldo, quello della sanità, carenza di infermieri nelle case di riposo. Dopo mesi di polemiche la Giunta regionale del Veneto ha approvato la formazione complementare per i cosiddetti super OSS. Carenza di personale infermieristico nelle case di riposo. Alla fine si è trovata l'intesa che consentirà agli operatori sociosanitari di affrontare il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria. Dopo mesi di tensione che avevano portato l'Ordine delle Professioni Infermieristiche ad impugnare la delibera della Giunta regionale del Veneto, una serie di tavoli di lavoro hanno portato alla revisione della norma, in particolare la parte di riferimento alla centralità e responsabilità di chi gestisce il processo assistenziale. Sciolto questo nodo, ovvero espunta dalla norma ogni riferimento rispetto al fatto che ci potesse essere un'autonoma figura professionale nuova, inedita, che ha un rapporto diretto con la persona assistita, e ristabilito il principio normativo che esiste da oltre 30 anni, dove l'infermiere è il responsabile del processo assistenziale infermieristico, il problema si è sciolto. Dal punto di vista normativo abbiamo trovato la quadratura del cerchio. La Giunta regionale del Veneto ha quindi approvato per gli OSS il percorso informazione e assistenza sanitaria nelle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani pubbliche e private accreditate nella Regione Veneto, corsi che consentiranno alle case di riposo di tirare un seppur piccolo sospiro di sollievo. Praticamente formeremo gli operatori sociosanitari dandogli una maggiore competenza
e aderiamo a alcuni di questi la terza S. E questa maggiore competenza ci permette di sopperire in parte alle carenze di infermieri e a quello che fanno. L'organizzazione complessiva dell'attività è demandata ad Azienda Zero, il tirocinio ai responsabili delle professioni infermieristiche delle ULSS. In totale in Veneto ci sono 510 posti, dei quali 90 per l'ULSS 2 Trevigiana. Torniamo alla cronaca giudiziaria, i maltrattamenti a una bimba di appena 3 anni, una coppia rinviata a giudizio. La madre, 22 anni, il compagno di lei, 25, e poi una bimba di appena 3 anni, figlia della donna. Pesantemente maltrattata, secondo gli inquirenti, tanto da rinviare a giudizio la coppia. L'inchiesta è iniziata il 12 agosto di 2 anni fa con l'arrivo dei carabinieri allertati dai vicini di casa che avevano sentito un preoccupante trambusto a partire dalle grida della piccola, schiaffeggiata dall'uomo anche davanti ai militari. All'ospedale i medici scoprono ecchimosi e lividi. Poco dopo viene affidata a una comunità in attesa che l'indagine faccia il suo corso. Secondo il pubblico ministero, quelle ecchimosi sarebbero la prova delle violenze fisiche che la piccola avrebbe subito dalla madre e dal suo compagno. Sarebbe stata insultata e percossa violentemente in più di un'occasione. Da qui l'accusa di maltrattamenti su minorenne, nonostante la coppia abbia sempre respinto le accuse, sostenendo che quello dell'agosto 2020 fosse stato un caso isolato. In tanti oggi pomeriggio nella chiesa di San Bartolomeo di Breda di Piave hanno voluto dare l'ultimo saluto a Marco Gasparini, 51 anni, morto lunedì scorso, lo ricorderete, dopo essere uscito di strada con la sua moto a poche centinaia di metri da casa. Parenti e amici, ma anche i colleghi di Electrolux, dove Gasparini lavorava, e una rappresentanza anche di sommelier della FISAR, associazione di cui faceva parte. Tante le persone che nonostante la pioggia hanno voluto stringersi alla moglie Valeria e al figlio Alessio. Un altro tragico incidente in moto, ma questa volta oltreoceano negli Stati Uniti, attesa per il rientro in Italia della salma di Paolo Giusto, tra i fondatori della Polisportiva Mogliano, storico allenatore del volley femminile. Fatale, come dicevamo, un viaggio in moto negli Stati Uniti e si sta già pensando a un memorial in suo omaggio. Era un motociclista esperto, quindi sicuramente non avremmo mai pensato che fosse stato coinvolto in un incidente così grave, quindi ci ha un po' sconvolto tutti. Non è stato solo un allenatore, scusi ma mi sto un po' commuovendo, non è stato solo un allenatore, è stato un amico. Le ultime foto postate sul profilo Facebook che aveva creato appositamente per il suo viaggio da sogno ritraggono New Orleans il 23 maggio. Ed è proprio qui in Louisiana che la sua vita si è fermata per sempre. Contro l'auto di una donna, pare ubriaca e sotto effetto di droga, che si è schiantata contro la sua moto. La notizia della tragica morte di Paolo Giusto, che avrebbe compiuto 73 anni ad agosto, è rimbalzata in poco tempo dagli Stati Uniti in Italia, segnando più di una comunità. Da qualche anno si era trasferito a Sanremo per stare vicino alla figlia e ai 3 nipotini, ma le sue radici erano qui. Non solo a Mestre, dove per 30 anni è stato professore di educazione fisica al liceo Giordano Bruno e allenatore del CUS Venezia, soprattutto a Mogliano, dove è stato uno dei fondatori della Polisportiva e storico allenatore della squadra di volley femminile, lanciata a importantissimi traguardi nazionali nel corso degli anni, con scudetti juniores a ripetizione. Un nuovo lutto che colpisce la società dopo la scomparsa nel 2021 per Covid dell'altro grande nome della pallavolo moglianese, Renato Semenzato. Lui e Renato Semenzato, che erano i nostri 2 allenatori, hanno cominciato con la Polisportiva e l'hanno portata a livelli veramente eccezionali. E non è facile trovare degli allenatori che restano qua con noi 20 anni consecutivi, va bene, ad allenare. Quello che faceva Renato faceva Paolone, quello che faceva Paolone faceva Renato. E di conseguenza questa cosa proprio non ci voleva. Hanno insegnato molto e allenatori che lavorano col cuore, non aspettando lo stipendio alla fine del mese, non se ne trovano tanti. La passione per lo sport, per le moto e per gli USA. Paolone, come tutti lo chiamavano per la sua mole, aveva già percorso la mitica Route 66, il coast to coast da Atlantico a Pacifico. E quest'anno, con l'amico Paolo Bellemo, aveva deciso per una seconda avventura negli Stati Uniti. La pagina Facebook Sogno Americano Parte Seconda era un vero e proprio diario di immagini, foto e video dei paesaggi del viaggio, fino alla notte tra mercoledì e giovedì a New Orleans. Ora si attende di capire quando la salma potrà rientrare in Italia. Abbiamo già pensato di fare un memorial, va bene, di una certa importanza, perché erano allenatori che erano anche conosciuti non soltanto a Mogliano, ma in tutto il Veneto e direi anche in tutta Italia, perché tantissime volte ci siamo scontrati a livello nazionale
in finali. Cercheremo di fare un memorial che li ricordi veramente per quello che questi due allenatori sono stati. Adesso è bello perché li pensi insieme. Diciamo che questa è la cosa che magari un po' tevi in cuore. Esatto, però insomma. E adesso tutti lo vogliono ricordare così, felice sulla sua moto, verso un viaggio che non avrà più fine. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Si è spento ieri sera all'età di 92 anni Agostino Zandi Giacomi, per tutti Tino, uno dei volti storici della sinistra trevigiana. Iscritto al PCI sin da giovanissimo, ha seguito l'evoluzione della sinistra trevigiana fino alla presidenza della lista Impegno Civile a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Manildo. Esperto non solo della città, da sempre vissuta dalla sua casa in Via Roggia, ma anche della sua urbanizzazione, Zandi Giacomi ha sostenuto le diverse battaglie del collettivo ZTL sull'occupazione e il recupero di aree come l'ex caserma Salsa o l'ex Telecom. Lascia la moglie Clara e il fratello Berto, volto di Italia Nostra. L'ultimo saluto martedì 7 giugno alle 16 presso la casa funeraria vicino al Cafoncello. A Cavaso del Tomba invece adesso, per una toccante cerimonia, le medaglie d'onore agli internati nei lager nazisti. Per non dimenticare, per far sì che la storia non si ripeta e che coloro i quali hanno sofferto siano ricordati e gli sia riconosciuto indirettamente quel calore umano sopraffatto ma non cancellato dai lager nazisti e dalle atrocità commesse al loro interno. Il comune di Cavaso del Tomba, insieme all'Associazione Nazionale Ex Internati, ha voluto organizzare una toccante cerimonia di consegna delle medaglie d'onore ai parenti di chi venne reso schiavo in quei luoghi dopo l'8 settembre 1943. Una iniziativa, che affonda le radici nell'intimo di ogni famiglia. Una cerimonia dall'alto valore umano e appunto emotivo, fortemente voluta dall'amministrazione e dal consigliere comunale Loris Ceccato. Le famiglie hanno partecipato in maniera intima a questa iniziativa, per cui è un plauso enorme a quest'idea e a coloro che hanno sostenuto questa impresa. È un fine settimana all'insegna della corsa, quello che si apre a Treviso, infatti è tutto pronto, mancano pochi minuti alla Corri Treviso di questa sera, il via come sapete alle 20:30 in centro, e domani invece sempre il centro di Treviso sarà protagonista per la prima volta di una gara nazionale di orienteering. Scarpe da corsa e mappa in mano, un'immagine inedita, quella che si vedrà domani in centro a Treviso, che per la prima volta, nell'anno in cui il capoluogo della Marca e città europea dello sport, ospiterà una gara nazionale di orienteering, quarta tappa della Coppa Italia Sprint. Abbiamo l'onore di avere per la prima volta una gara nazionale che vorrei dire è diventata anche internazionale, essendoci la partecipazione di alcuni atleti non solo italiani, non previsti. È una gara di Coppa Italia della specialità sprint, che vuol dire corta distanza, quindi una gara breve. È la prima volta che c'è a Treviso questa tipologia di gara così rilevante. Treviso è stata scelta dalla Federazione Sport Orientamento perché con i suoi vicoli, stradine, portici si presta molto bene alla creazione di tracciati di alto livello, complessi ma anche veloci. Una gara di corsa a tutti gli effetti che vede la partecipazione di atleti della nazionale italiana, ma che abbina alle capacità sportive quelle mentali di saper leggere la mappa ed orientarsi nel percorso di gara. È una gara di corsa dove non c'è un tracciato prefissato, ma gli atleti devono andare a visitare, noi diciamo, quindi passare per dei punti di controllo, scegliendo tra un punto di controllo e l'altro la strada che ritengono più opportuna, leggendo una mappa specifica che viene data al momento della partenza stessa. Il percorso attraverserà il centro storico di Treviso. L'arrivo è previsto sulle mura nei pressi di Porta Caccianiga. È venerdì e come ogni venerdì chiediamo al generale Giancarlo Iannicelli, il nostro meteorologo, quale sarà il tempo sia nel weekend che nei primi giorni della prossima settimana. Sentiamo.
Un'area di alte pressioni ancora interessa tutte le nostre zone, un'alta pressione non intensa, quindi qualche impulso di aria più fresca riesce a penetrare e naturalmente, come sapete, questo scontro tra aria un po' più fresca e aria molto calda su di noi potrà dar vita a qualche fenomeno di instabilità, naturalmente con molto più probabilità sui rilievi a ridosso degli stessi. Quindi in poche parole un fine settimana ancora all'insegna del bel tempo, cielo in prevalenza sereno per sabato, domenica più o meno la stessa cosa, con un aumento dell'attività cumuliforme durante il pomeriggio. Prossima settimana tempo sempre all'insegna del sereno o dell'attività cumuliforme più o meno intensa durante il pomeriggio. Nulla più è previsto. I venti sono deboli di direzione variabile a regime di brezza naturalmente, ma questo è salutare lungo le coste. Le temperature, ecco, un'altra cosa dolente, le massime superano i 32-33 gradi nei prossimi, sempre all'ombra, i prossimi 2-3 giorni, poi tenderanno a calare e si porteranno, ma non di molto, sotto i 30 gradi. Le minime sono oltre i 20 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso o quasi calmo. E adesso le notizie dal Bellunese. E di nuovo la cronaca di una tragedia in montagna in primo piano, l'ennesima appunto tragedia. Attorno a mezzogiorno Cristina Gallon, 55 anni, di Feltre, ha infatti perso la vita dopo essere caduta per una cinquantina di metri da un sentiero che dal rifugio dal Piazza porta a rifugio Bozza. La donna si trovava in compagnia di un'amica che l'ha vista inciampare e poi cadere di lato. Il dramma è accaduto sotto la cima del Monte Zoccarè Alto verso la Val Canzò, in comune di Cesio Maggiore. Ai soccorritori giunti con l'eliambulanza del 118 non è rimasto altro che constatare purtroppo il decesso della donna, che è stata recuperata e trasferita a Sorrenzendo. Ad attenderla c'erano i familiari. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Feltre. L'avete visto nel servizio prima di Christian Arboit parlando della politica legata ai malumori della Lega, soprattutto nella Marca. Matteo Salvini che si trovava oggi a Belluno, ma si trovava a Belluno per un motivo ben preciso: sostenere la candidatura a sindaco di Oscar De Pellegrin. 15 minuti di ritardo giustificati dalla sosta al cimitero in Alpago per un saluto al senatore Paolo Saviane e poi l'arrivo in città tra due ali di folla assiepata a causa pioggia sotto il Deor del Caffè Deon. Tappa elettorale tutta veneta per Matteo Salvini, che oggi è salito a Belluno per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Oscar De Pellegrin. Io mi sono letto un po' delle proposte di Oscar. Quello che mi è piaciuto e che da cittadino bellunese sceglierei è l'ascolto. Si parla di frazioni, quindi non solo il centro storico ma i territori. Si parla di università, perché se scappano i giovani rischia di diventare un capoluogo di provincia solo sulla carta. Salvini ha spiegato cosa ha portato la Lega in dote: le Olimpiadi, il sogno dell'autonomia, la difesa dell'ente provincia, specie nei territori, quale è quello di Belluno, totalmente montano. Lasciamo che per la montagna decida la gente di montagna, non in salotto di qualche capoluogo, gente che non sa che cosa significhi vivere nel bellunese. In città anche l'europarlamentare Tony Darè, il presidente della regione Luca Zaia, che ha parlato di autonomia e di sanità, soprattutto annunciando inaugurazioni importanti nel bellunese la prossima settimana, con un colpo di scena. Vi do la mia parola d'onore, ve la do, che ho detto spostatele dopo le elezioni. A questo punto, visto che continuano a far polemica, non ci verrò io, ma le faccio tutte inaugurare, le faccio fare tutte prima delle elezioni, proprio perché trovo assurdo che si faccia campagna elettorale non sui fatti concreti, ma la si faccia approfittando spesso dei drammi e delle paure delle persone. Parole di elogio sono state spese per Oscar De Pellegrin per aver condotto una campagna elettorale sui fatti, senza farsi fagocitare dal sentiment di accuse agli avversari. Non dirò mai votate me, io dico che quelli che devono vincere sono i bellunesi. Se i bellunesi vanno a votare, Belluno vince, ragazzi. Ancora il centrodestra, ma stavolta ci spostiamo a Feltre, una donna alla guida del centrodestra per conquistare la città. Parliamo di Viviana Fusaro. Questa candidatura perché da molti anni vediamo una città in degrado e quindi la mia volontà è stata quella di uscire con la mia candidatura, lavorando inizialmente con delle liste civiche proprio per
cambiare questa città che è un fiore all'occhiello anche del Veneto. Viviana Fusaro, scesa in campo a Feltre come candidata a sindaco con l'appoggio del BARD, Movimento Autonomista Bellunese, guida una compagine che comprende anche un'altra civica e che ha ottenuto l'appoggio di tutta la coalizione di centrodestra che raggruppa Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega per Salvini Premier. Ex dirigente scolastica, porta un cognome che fa parte della storia della città. Il padre Leandro, oltre che parlamentare, fu infatti sindaco di Feltre dal 1984 al 1989. Noi abbiamo una città che era molto vivibile e accoglieva molti turisti, vediamo che si è spopolata anche di turisti. Dal punto di vista della manutenzione così ordinaria, eccetera, ci sono una serie di difficoltà, vediamo la città in degrado e quindi prioritariamente dobbiamo rilanciare la città dal punto di vista sia commerciale che turistico che scolastico. Fusaro potrebbe essere il primo sindaco donna della città e cerca di diventarlo con un programma che vede un comune più vicino e più aperto nei confronti dei cittadini, a cominciare dalle frazioni, difendendo la presenza dell'ospedale, rivedendo la viabilità, proponendosi anche in chiave turistica un rilancio del commercio e del centro storico. Noi ci definiamo proprio una lista civica con un'appartenenza connotata al centro e poi l'appoggio del centrodestra certamente dà modo di avere una grande coalizione per poter vincere queste elezioni. Facciamo un passo indietro nel tempo e torniamo a Belluno, la festa del 2 giugno che è tornata a rianimare il salotto buono della città. Gli onori al prefetto del picchetto d'onore interforze e poi la parata dei massimi rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine introdotti dai musicisti della Filarmonica 1867 di Belluno. Una cerimonia molto partecipata, quella di ieri per il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, il ritrovo con lo schieramento in piazza Vittorio Emanuele e successivamente davanti al pennone per l'alzabandiera. Il tricolore è stato consegnato agli alpini del 7° reggimento da una rappresentanza dei giovani della consulta studentesca. 76 anni dal voto referendario che scelse la Repubblica, che dopo fascismo e guerra aprì una nuova pagina della nostra storia. L'Italia avrebbe poi, con la Carta Costituzionale, edificato un riferimento sicuro su cui realizzare una nuova comunità, un programma esigente da attuare all'insegna dei valori della pace e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà sociale. Forti i richiami del messaggio del Capo dello Stato all'attualità politica ed economica, ai valori della Repubblica, agli ideali che ne fondano l'identità. A cerimonia conclusa, sciolti i reparti, istituzioni, forze dell'ordine e cittadini si sono spostati in Piazza Duomo per ammirare il tricolore calato dalla torre dell'orologio di Palazzo dei Rettori e dove c'è stata l'occasione per vedere da vicino i mezzi in dotazione a Esercito, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Nel pomeriggio in prefettura la consegna delle pergamene a 2 nuovi ufficiali, 3 cavalieri e 11 maestri del lavoro. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. È ancora l'anticiclone che comanda l'andamento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, come vediamo. Qualche addensamento, soprattutto in prossimità dei rilievi, ma in genere senza conseguenze. Clima caldo con temperature in aumento, minime comprese tra 18 e 21 gradi, massime invece oscillanti tra i 27 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo terso e limpido sui monti, dal pomeriggio qualche possibile isolata pioggia.
Temperature minime sui 17-23 gradi, massime intorno ai 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato anche qui. Col passare delle ore aumenterà però il rischio di rovesci e temporali, specie sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime intorno ai 32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.